sulla Sardegna del Sud. Addirittura adesso ci spostiamo a Mara Calagonis con il gruppo folk Proloco Marese. Bellissimo anche il costume di Mara Calagonis, rispecchia tanto la zona di provenienza. Vediamo insomma la ricchezza dei tessuti, dai broccati ai velluti, la ricchezza dei gioielli. Infatti vediamo le collane e le spille che adornano il capo e il pettorale delle donne, sono di una finezza sì, davvero gioielli importantissimi, gioielli importantissimi. Anche qua esiste un sistema, esiste una pettinatura, il modo di acconciare i capelli insomma molto particolare, dove ci sono sovrapposizioni di diversi veli e scialli. E ovviamente spighe di grano a ricordarci appunto il concetto di fertilità e di prosperità, ma anche quella che è la caratteristica principale del Campidano, ovvero la produzione del grano. Campidano, granaio della Sardegna, ma in passato l'è stata addirittura del paese intero. Quindi vocazione agroalimentare legata appunto alla coltivazione del grano. E qui finalmente, per la gioia del mio amico Antonio Brundu, si riprende a ballare. Ho rivisto con piacere che sono riprese le danze, e l'allegria delle danze campidanesi le potete vedere soprattutto nel movimento delle gambe degli uomini. E tra l'altro gruppo di soli uomini, quindi altra novità che ancora non ci era capitata appunto, certo, sotto la tribuna. Questo è ci sono donne che non hanno voglia in questo momento di ballare, o una particolarità? No, è una particolarità del ballo fatto da soli uomini. Addirittura pensa che quando la festa era semplicemente festa di piazza non c'era l'obbligo di associare uomo-donna, ma poteva essere anche uomo-uomo, donna-donna. Quindi anzi, complimenti per la riproposizione di una tradizione che stiamo purtroppo anche lì dimenticando. Vediamo nel costume maschile la presenza di Suggerinico, che è il capputtino maschile, che è caratteristico e bellissimo. Qua a Mara Calagonis si fa, insomma, raggiunge un grado di lavorazione